mattina quando ci siamo svegliati, siamo partiti con la macchina e abbiamo messo gli zaini in spalla, ci immaginavamo questo. Poi invece abbiamo incrociato il Rifugio Fabiani ed è successo questo. Birrettina veloce e poi andiamo. Mi sa tanto che abbiamo fatto la frittata. Allora, ravioli sclopit e ricotta a fondue. E goulash. Oh, sto strudel qua, mamma mia. Beh dai, questi qua devono essere belli. Le assaggiale devono aver gusto tipo panettone caldo. A sto punto la prendiamo con calma e le proviamo tutte, Allora, gentilissimi, ci hanno permesso di vedere le camerate e allora ce ne sono due più piccole, che questa e questa, e poi una più grande. Sono tenute veramente molto bene, in modo impeccabile e sono, vi faccio vedere, pulitissime. Complimenti. Il rifugio poi ha un bivacco che d'estate è gestito dal rifugio, mentre d'inverno è aperto e ci si può entrare tranquillamente. Praticamente, vedete, c'è un po' di tutto, ci si organizza, direi che è perfetto per soprattutto gruppi e compagnie. Allora, siamo con la titolare del Fabiani, dove ci siamo trovati veramente molto bene e voi siete aperti da giugno a settembre e con ottobre facciamo il fine settimana se il tempo ce lo permette, se non Benissimo. arriva la neve. C'è la possibilità anche di dormire, abbiamo quanti posti letto? Abbiamo 18 posti letto, più abbiamo un bivacco che lo teniamo aperto d'inverno ed estate lo bellissimo. gestiamo noi che lì riusciamo a tenere 8-10 persone a dormire. Allora, queste sono info che noi vi lanciamo sui posti dove veramente vale la pena venire assolutamente. E noi li ringraziamo perché ci siamo trovati veramente molto bene e passate di qua, questo è il nostro consiglio. Allora, nonostante il vino, i tortelli, il goulash, lo strudel e le varie grappe, noi poi il giro lo abbiamo fatto. Adesso però vi mandiamo alla cartina tabacco, così vi spieghiamo perché andare al Fabiani e perché il Fabiani è un ottimo punto di partenza per poi fare delle escursioni che secondo noi sono molto belle. Quindi via la cartina tabacco. Allora, arrivare al Rifugio Fabiani è molto semplice. Noi da Paolaro abbiamo preso la strada che ci ha portato a Casera Ramazza e qui abbiamo parcheggiato la macchina. Un pochettino più avanti vedrete c'è l'indicazione ed è impossibile sbagliare per il sentiero 454. Lo percorrete, che è il sentiero dei silenzi, e vi porterà a questo bivio dove voi troverete un altro cartello che indica appunto il Rifugio Fabiani. Lo prendete e da lì arrivate al Rifugio Fabiani. Noi poi dal Rifugio Fabiani siamo ritornati indietro, abbiamo preso il 448 che ci ha portato fino a Casera Lodin Alta e da Lodin Alta abbiamo preso il 457 che ci ha riportato lungo il sentiero dei Celti fino alla macchina.
Allora, perché fermarsi a dormire a Rifugio Fabiani? Perché secondo noi da qua alla mattina voi potete decidere di fare un sacco di percorsi. Uno fra questi è il lago di Zollner, che è appunto qui. Sconfinate in Austria e libera scelta, nel senso che, come vedete, avete un sacco di sentieri. Bene, con questo il video termina e noi speriamo come sempre di esservi stati d'aiuto. Vi aspettiamo al prossimo. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao!